Andiamo a chiudere con Claudio Boaro questi ultimi minuti, così per fare un po' il punto della situazione. Allora Boaro, sabato ci sarà un importante avvenimento a Jalmicco, voi ci sarete innanzitutto? Ma senz'altro qualcuno di noi ci sarà, ed è giusto sia così, al di là di quelle che sono le idee dell'applicazione dell'autonomismo in regione o meno, o dell'indipendenza come la sogniamo noi. L'importante quando si fa festa, far festa. Non deve essere un momento di diatribe o di confronti cattivi che non serve a nessuno, in particolar modo non serve agli autonomisti. Senta, è un laboratorio alla fine, no? È un laboratorio di idee dove si parte magari con delle stravaganze, spesso e volentieri, convinti di poter scalare il K2 senza grosse attrezzature, invece poi percorrendo la strada ci si accorge che ci sono delle... Durante il tragitto, esatto, nelle spine, non volevo dire spine, ma esistono dei problemi proprio dettati dai vecchi partiti che cercano in tutti i modi di ostacolare, magari aggregando qualche autonomista nelle proprie file in maniera occulta che faccia quasi da guastatore a quello che doveva essere il sogno autonomista degli autonomisti tutti assieme. E questo vale per la destra e per la sinistra, non dobbiamo farne una distinzione di ideologia, è una questione di opportunità per continuare a mantenere il potere utilizzando quello che poteva diventare un'alternativa, una forza politica nuova che si identifichi nel territorio, nella gente normale. Senta, ma esiste un diserbo secondo lei per estirpare il male alla radice? Impossibile, se guardiamo quello che succede oggi anche a livello nazionale con i vitalizi, ma vitalizio sì, vitalizio no, la più grossa sconfitta dei partiti attuali è quella di aver presentato un disegno di legge, una proposta di togliere i vitalizi e probabilmente arrivare a fine legislatura e non averli né modificati né tolti in toto, che sono una vergogna, che non andranno chiaramente togliendoli ad aggiustare i bilanci nazionali, ma sarebbe un'opera di buona volontà e di dimostrazione di appartenenza ad un popolo che sta soffrendo dal punto di vista economico. Quindi ognuno metta un poco del suo. Hanno veramente bisogno di tutti quei soldi per poter vivere? Questa è la domanda, no? Cioè, si dice che la politica dovrebbe essere un fatto, diciamo così, volontario, no? Sì. Nel senso che si dedica del tempo libero per la comunità. Questo è impossibile, però il nostro movimento, lo sanno tutti, sono del Front Frulan, ecco, è inutile negarlo, si è posto delle condizioni ben precise, non i 2.000 euro, i 3.000 euro, però per dire qual è la paga media dei dipendenti pubblici e privati? Il doppio della paga media sarà il limite massimo di paga per gli onorevoli. E badate bene, non è poco, non è tantissimo, ma è il giusto per poter rappresentare le persone, a mio avviso, perché altrimenti vivi in un altro mondo, in un mondo agiato, dove non ti riconosci più, non conosci e non riconosci più le realtà delle famiglie che non ce la fanno. Bene, io ringrazio come sempre Claudio Boaro per la sua partecipazione, ringrazio